Gran finale per la 32esima festa del radicchio di Rio San Martino di Scorzese. Una festa che ha consacrato il ruolo del radicchio come ambasciatore dell'identità veneta, mettendo insieme le 3 grandi esperienze orticole regionali. Le cose che vorrei sottolineare sono praticamente lo sforzo che abbiamo profuso per unire i 3 consorzi dei radicchi rossi veneti, cioè Treviso, Chioggia e Verona. E quindi attorno a questo progetto aver costruito tutta la manifestazione sia a livello enogastronomico e culturale. Quindi potrei citare tantissime cose, ma in particolare la birra ai 3 radicchi che ha praticamente sancito questo connubio di prodotto. Insomma. Il radicchio può e deve diventare un viatico per la promozione di tanti prodotti del nostro territorio. Il radicchio rosso di Treviso io lo sto così vedendo come un prodotto, vorrei dire, alla stregua del tartufo. La Casa degli IGP, così come è stata ribattezzata la festa di Rio San Martino, ha ospitato diverse occasioni di riflessione sui temi economici, gastronomici e culturali legati al mondo del radicchio. Un talk show che ha messo a confronto i produttori dei 3 consorzi di tutela, un concorso gastronomico che ha visto sfidarsi gli istituti alberghieri della regione e infine una mostra fotografica dedicata all'immigrazione veneta che ha fornito una testimonianza delle radici più profonde del radicchio. Prodotti della terra insieme a tutti i prodotti e alle bellezze del Veneto dovevano andare assieme, naturalmente con la storia. E se guardiamo alla storia, l'immigrazione è una parte integrante della storia veneta. Noi dovremmo imparare da altri stati, diciamo, dell'Europa che quando presentano un prodotto in fondo vendono anche la storia e la cultura di quel territorio. Noi dovremmo importare questo modo di vedere il futuro e di vendere non tanto solo dal punto di vista economico, ma avere un futuro e unire territorio e cultura. Ben più di una festa, a Rio San Martino sono emersi i valori positivi della tradizione che sopravvive alla crisi. Questo momento di crisi ci sta facendo tornare ai ritmi, ai riti e ai contenuti anche della nostra tradizione. È una cosa positiva tra le tante cose negative e consegna a chi verrà dopo di noi un patrimonio di cultura, di tradizione importante.